piena notte li affronta con un bastone. 82enne di San Biagio di Callalta viene spinto a terra dai banditi che fuggono con gli ori e la catenina strappata alla vittima, l'anziano in ospedale. Paura all'alba per l'incendio che ha devastato un bar sul litorale di Rosolina Mare. Uno dei titolari ferito nel tentativo di domare le fiamme, non è escluso il dolo. 2 ore di interrogatorio davanti al PM per il giovane cronista di Enego che ha ammesso di essersi inventato l'attentato incendiario contro di lui. Chiedo scusa, ha detto, per lui la messa in prova da Don Patriciello. Conta dei danni per la nottata di maltempo che ha colpito soprattutto Veronese e Padovano. A Bovolone strade e case allagate, nel bellunese frana a Calalzo e alberi secolari abbattuti a Belluno. Siccità, giro di vite del Consorzio di Bonifica Piave, irrigazione a giorni alterni per orti e giardini. Per le colture consentito irrigare solo quelle non ancora giunte a maturazione. Il suicidio di una 56enne di Verona nascondeva l'inferno in casa. Indagine dopo il messaggio d'addio lasciato dalla donna al compagno arrestato per maltrattamenti. Traffico da bollino nero domani in A4 sulla rete di autostrade Alto Adriatico con oltre 200.000 transiti previsti per le località balneari. Task force attivata, safety car pronta. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. La cronaca in primo piano con la notte di terrore vissuta da un anziano a San Biagio di Callalta. L'82enne si è trovato faccia a faccia con 2 ladri entrati nella sua abitazione. Li ha affrontati con un bastone, ma è stato aggredito e derubato. Una notte da incubo vissuta tra paura e violenza. Erano circa le 2 quando un pensionato di 82 anni nella sua abitazione di Olmi di San Biagio di Callalta è stato svegliato da rumori sospetti provenienti dal piano terra. Intuendo che potesse esserci qualcuno in casa, l'uomo è sceso per controllare con un bastone in mano. Davanti a lui si è trovato faccia a faccia con 2 persone dal volto travisato, introdottesi nell'abitazione per mettere a segno un furto, probabilmente convinte che all'interno non ci fosse nessuno. L'anziano non si è tirato indietro. Armato soltanto del suo bastone, ha cercato di affrontare i 2 malviventi nel tentativo di difendere la propria casa. Ne è nata una violenta colluttazione. I ladri, pur di garantirsi la fuga, lo hanno scaraventato a terra e, prima di allontanarsi, gli hanno strappato dal collo una catenina d'oro, impossessandosi anche di alcuni orologi. L'ennesimo colpo ai danni di un anziano che questa volta avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Ci stringiamo attorno al nostro concittadino per l'accaduto, un accaduto che è sicuramente spiacevole, che vogliamo che non si ripeta più e che oltre alla paura ha lasciato sicuramente un segno nella sua vita. L'82enne è stato accompagnato a scopo precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. È stato dimesso poco dopo con lievi contusioni. Ora si trova nella propria abitazione in buone condizioni fisiche, anche se ancora profondamente scosso da quanto accaduto. Mi farò cura di andarlo a trovare, di portare la vicinanza di tutta la nostra comunità e anche per assicurarmi sulle sue condizioni di salute. Sappiamo bene che quando capitano questi episodi non è solamente un valore economico di quello che viene preso dei propri affetti, ma diventa anche un qualcosa che segna proprio la persona nel lungo periodo. Paura di rimanere anche nella propria abitazione e anche delle emozioni purtroppo negative che non fanno vivere in serenità. Gli inquirenti stanno ricostruendo ogni fase dell'episodio. Grande attenzione è rivolta alle immagini delle telecamere comunali di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato i movimenti dei responsabili. Fondamentali saranno anche gli elementi e le descrizioni fornite dall'anziano nella speranza che questa volta possano consentire di identificare e rintracciare i 2 malviventi. Paura questa mattina a Rosolina Mare per l'incendio che ha colpito il Rix Bar, una delle attività più conosciute del litorale. Le fiamme hanno interessato soprattutto l'area esterna del locale, devastando parte del giardino arredato. I titolari hanno tentato di domare il rogo utilizzando i mezzi a disposizione. Uno di loro, ferito, è finito in ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco ha definitivamente spento l'incendio. Non è escluso il dolo. Tra le ipotesi quello di una vendetta di 2 clienti che avevano minacciato i gestori dopo una lite perché non volevano pagare il conto.
È durato più di 2 ore nella caserma dei Carabinieri di Vicenza l'interrogatorio di Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego, accusato di essersi inventato l'attentato alla sua abitazione. Seppur molto provato, ha ammesso davanti al giudice le sue responsabilità. Ha ammesso le proprie responsabilità, contribuendo a fare chiarezza su questi fatti anche nel dettaglio. La deposizione è stata molto chiara ed esaustiva, sempre in una chiave collaborativa. Così l'avvocato Roberto Rigonisterna a conclusione dell'interrogatorio del suo assistito, il giovane cronista Adriano Cappellari, che ha ammesso ad essere stato lui l'autore delle false lettere minatorie e del falso attentato incendiario davanti alla sua abitazione. Rigonisterna riconduce la questione a una situazione di estrema tensione all'interno del comune di Enego. Stiamo parlando di un ragazzo di 21 anni, di un ragazzo che era emotivamente coinvolto anche nella campagna elettorale, faceva il cronista, collaborava con la Proloco, aveva molte idee e che a un certo punto ha subito un peso mentale che lo ha profondamente condizionato, ma tutto legato alle dinamiche interne, alla vita di questo piccolo paese. Cappellari si è dimostrato molto provato, ha pianto e ha manifestato un sentimento di grande pentimento rispetto all'accaduto. Oggi noi dobbiamo pensare a quello che è il futuro di un ragazzo che ha appena compiuto 21 anni, che noi abbiamo cercato di proteggere perché c'è una dimensione umana molto delicata e abbiamo voluto anche intraprendere un dialogo con Don Patriciello. Noi vorremmo intraprendere un percorso di giustizia riparativa nella ratio della legge e abbiamo parlato col pubblico ministero di questa ipotesi. Non so ancora se si potrà pensare in una logica di patteggiamento oppure in una logica di riabilitazione in una chiave anche di messa alla prova o di riabilitazione in senso di giustizia riparativa, in forma appunto risarcitoria, e su questo versante le aperture da parte di Don Patriciello sono fondamentali perché ci permetteranno di allontanarlo da quel luogo da cui è scaturita questa triste vicenda fino a portarlo lontano per un periodo di recupero anche psichico. Ecco, questo intendo dire. Cappellari ha scritto anche una lettera di scuse divulgata dal suo legale. Molti mi hanno creduto, mi hanno difeso e hanno sofferto assieme a me, si legge nella missiva. A tutti loro chiedo sinceramente perdono perché ho tradito la loro fiducia. Non cerco giustificazioni, continua Cappellari, quello che è accaduto è grave e ne sono pienamente consapevole. Intanto, dichiara l'avvocato Rigonisterna, le indagini proseguono. Siamo ancora in fase di indagine, le indagini non sono effettivamente ancora chiuse, per cui per rispetto degli inquirenti non posso comunicare altro. Ed ora il maltempo della scorsa notte in Veneto, che ha colpito particolarmente il basso veronese, con Bovolone in particolar modo flagellata da vento e acqua, con 200 mm di pioggia caduti in 2 ore. Strade e abitazioni allagate, ma anche danni per le forti raffiche di vento, con 2 tetti scoperchiati e alberi caduti. Senza dimenticare un furgone bloccato in acqua con 2 persone all'interno, decine le squadre dei vigili del fuoco in azione per cercare di ripristinare la normalità. È particolarmente colpita anche l'area del Padovano, soprattutto i comuni di Legnaro e Saonara, con decine di interventi dei vigili del fuoco. Tetti scoperchiati di case, capannoni e scuole, alberi caduti addosso alle abitazioni in mezzo alla strada, cassonetti trascinati via come foglie. Il fenomeno è durato solo pochi minuti in piena notte, ma ha provocato danni ingenti nel Padovano, in particolare a Legnaro e Saonara. Raffiche di vento fortissime lungo una fascia di territorio tra questi 2 comuni, lasciando senza conseguenze case e alberi lontani magari solo pochi metri. Questa notte abbiamo avuto il passaggio di questo temporale molto potente, si è poi anche aggiunto una tromba d'aria che ha colpito una fascia appunto del nostro territorio. Questa officina ad esempio è stata colpita in pieno dal vento e dalla pioggia, tutto visto in diretta da uno dei titolari. Il nostro bassottino alle 3:30 di notte, vedendo i lampi, ha iniziato ad abbaiare, mi ha svegliato e ho visto tramite le telecamere di sicurezza proprio in diretta le raffiche di vento, il temporale fortissimo, e ho proprio visto il tetto cadere.
È durato 5 minuti. Tetto scoperchiato, danni gravi all'esterno ma anche all'interno, con i titolari impegnati per tutta la mattina a spostare decine di auto per proteggerle, e per le riparazioni, visto anche il periodo estivo, ci sarà da attendere. Ci rimbocchiamo le maniche, sistemeremo tutto, siamo aperti, noi comunque. Ovviamente manca metà del tetto nell'officina, per cui dobbiamo spostare tutte quante le auto. Intanto, sempre a Legnaro, il sindaco sta facendo la conta dei danni. A Saonara invece una scuola ha avuto danni gravi al tetto. Abbiamo fatto un controllo questa mattina insieme con l'ufficio tecnico, che ringrazio gli addetti. Abbiamo visto che la maggior parte dei danni sono legati principalmente ad alberi, rami rotti. Nel parco Cavour è venuto giù un pino marittimo, poi c'è stata una casa che anche lì ha avuto dei problemi insomma, che è stata scoperchiata. E maltempo anche nel Bellunese, prime avvisaglie ieri pomeriggio con la 27 allagata a Pian di Vedoi e poi l'allerta frana a San Vito di Cadore. In serata la perturbazione ha toccato pesantemente il Cadore, una frana ha bloccato una sessantina di scout. Lo smottamento si è verificato attorno alle 18 di ieri in località di Assa, in Val d'Otenna, a Calalzo di Cadore. Strada sterrata bloccata tra Pracia dell'An e il rifugio Capanna Alpini. In mezzo un gruppo di 60 scout ospitati in una baita che fortunatamente non hanno mai corso pericoli. L'allarme ha fatto convergere i vigili del fuoco con le ruspe del gruppo operativo speciale. Lì si è lavorato a lungo per la rimozione di fango e materiale, consentendo il ripristino del transito ai mezzi fuori strada. Le conseguenze della discesa della tesa perturbazione che ha investito già nel pomeriggio e a macchia di leopardo l'area orientale del Bellunese. Clamorose le immagini dell'allagamento dell'A27 a Pian di Vedoia, immortalate dagli smartphone che hanno mostrato le auto guardare le corsie dell'autostrada impraticabile e perciò interdetta al traffico sino al ripristino completo della sicurezza. I sensori della frana di Croda Marcora hanno fatto scattare il rosso ai semafori sulla 51 di Alemagna a Pontevenco. Lì la colata di detriti è stata fermata dalle briglie realizzate lo scorso anno e la situazione, pur di allerta, è rientrata in un paio d'ore. La serata è stata invece di tregenda per una tempesta furiosa che ha attraversato quasi tutte le vallate, ma che si è accanita con violenza sul capoluogo. In Piazza dei Martiri, pur se non vi è certezza, testimoni raccontano di aver visto proprio un vortice d'aria che ha dapprima avvolto e spezzato il cimale dell'albero simbolo dei giardini, il cedro del Libano, e poi ha causato danni al fregio della chiesa di San Rocco e alla copertura del palazzo di Unicredit. Per tutto il giorno sono proseguiti i sopralluoghi dei vigili del fuoco, complessivamente una quarantina gli interventi per la rimozione di alberi sradicati dal vento, la messa in sicurezza di strutture pericolanti e il ripristino della viabilità su strade interessate dalla caduta di piante e rami. Da un lato dunque la perturbazione che ha flagellato, abbiamo visto, parte del Veneto nella notte, dall'altra l'emergenza siccità in Polesine, un gruppo di 18 titolari di altrettante grandi aziende agricole del Delta del Po ha messo per iscritto il grido di dolore di chi vede seccarsi il raccolto senza poter fare nulla. Al centro dell'appello degli imprenditori l'urgenza di dare forma a una sorta di Mose del Po di Pila, un'opera ancora in sola fase di progettazione, di studio di fattibilità che costerebbe tra i 25 e i 100 milioni. Nel frattempo, affermano, serve una diversa gestione dei prelievi di acqua del Po, specie in Piemonte e Lombardia. Siamo consci che il Mose del Po, per fermare il cuneo salino che attualmente entra nel Po per 25 chilometri, è un'opera che sarà pronta nella migliore delle ipotesi entro 10 anni, spiega Alberto Protti, portavoce del gruppo di grandi imprese agricole del Delta. Ma c'è una cosa che si può fare subito: rispettare la prescrizione europea che prevede di avere una portata minima del Po a 450 metri cubi al secondo. Oggi siamo a metà di questa portata. Secondo Protti, la colpa di questa situazione è da addebitarsi a un uso non più sostenibile delle acque del Po a monte da parte delle aziende agricole di Piemonte e Lombardia, ma aziende agricole in difficoltà un po' in tutta la regione. L'acqua per irrigare si sta esaurendo. Giro di vite in queste ore del consorzio di bonifica Piave. Sentiamo. Potrebbe accadere che improvvisamente non abbiamo più l'acqua nei nostri canali e non abbiamo più l'acqua in pressione. Diciamo che potrebbe essere anche prima di Ferragosto.
Caldo torrido, assenza di piogge e i 3 laghi montani che alimentano il sistema irriguo del Piave, Mis, Pieve di Cadore e Santa Croce, ridotti ai minimi. Ancora pochi giorni e non ci sarà più acqua per irrigare. È l'allarme del Consorzio Piave, che ha quindi deciso di razionare l'acqua. Lo scopo è riuscire a salvare le colture non ancora giunte a maturazione, come vigneti, orticole e secondi raccolti di mais e soia. Al via dunque misure di razionamento dell'acqua con irrigazione a giorni alterni per orti e giardini nei 40 comuni serviti. Metà di questi i giorni pari possono utilizzare l'acqua, l'altra metà li utilizzano per i giorni dispari. Cosa vuol dire questo? Vuol dire sostanzialmente utilizzare metà dell'acqua che veniva destinata quotidianamente per questo servizio. Sul sito e di canali social del Consorzio di Bonifica Piave l'elenco dei comuni coinvolti e di giorni di possibile utilizzo. Potrà usare l'acqua solo chi è in possesso di autorizzazione per uso orto-giardino. Per i terreni agricoli prevista una limitazione del prelievo con irrigazione vietata per le colture che hanno raggiunto maturazione. Vigneti e colture specializzate potranno essere irrigate solo con rispetto dell'orario assegnato o allegato all'autorizzazione al prelievo di emergenza. L'attenzione è massima, ci saranno controlli e chi non rispetta le regole rischia sanzioni salate dai 200 ai 400 euro in caso di recidiva e la denuncia alle autorità per furto d'acqua. Quanto preziosa è l'acqua impone che venga utilizzata con la massima attenzione ed è proprio per questo che abbiamo applicato delle sanzioni, perché sappiamo benissimo che le regole vengono rispettate sempre di più se a monte ci sono delle sanzioni che le fanno rispettare. Lavoratori in nero soccorso in ritardo, ha aperto un'inchiesta a Padova sulla morte di un operaio 35enne dopo un malore accusato nel cantiere nel quale lavorava. 6 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Stava lavorando in un'azienda edile padovana di imprenditori romeni, ma secondo gli accertamenti non era in regola. E così, quando il 35enne moldavo, da poche ore in Italia, il suo primo giorno di lavoro, ha avuto un malore nel cantiere, i soccorsi non sarebbero stati allertati subito, ma addirittura un paio d'ore dopo, quando ormai non c'era più nulla da fare. E così la procura ha aperto un fascicolo e iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata. L'intervento del SUEM e dei carabinieri a Saonara lungo il tragitto verso l'ospedale, con i sanitari che hanno cercato di rianimare a lungo il 35enne senza successo. Uno dei tanti invisibili che lavorano tutti i giorni nei cantieri d'Italia e nei cantieri di Padova. È morto perché si è trovato a lavorare in un cantiere senza avere comunque la possibilità di poter difendere i propri diritti, il primo, la sicurezza, e allo stesso tempo è morto dopo che ha accusato un malore in quelle ore dove non si doveva lavorare, nelle ore dove c'è un'ordinanza, dove allora il calore non permette di poter lavorare nelle condizioni migliori. Ora l'indagine cercherà di far luce sui lati oscuri della vicenda, a partire dall'orario esatto del malore, che potrebbe essere avvenuto alle 14, orario in cui un'ordinanza della Regione Veneto vieta il lavoro in condizioni difficili per caldo e umidità. Va accertata dunque l'ora precisa e la causa della morte, che potrebbe essere indipendente dal caldo o invece causata proprio dalle temperature estreme. È ora che queste cose vengano comunque risolte, che vi siano ispezioni nei cantieri. A Padova purtroppo molti dei cantieri continuano a lavorare nonostante l'ordinanza, nonostante un calore che oramai è diventato insopportabile anche per chi lavora negli uffici con l'aria condizionata. La filiera CGIL, che è presente tutti i giorni nei cantieri, prova allora a creare le condizioni per cui i diritti dei lavoratori vengono comunque rispettati. Nella provincia di Padova, fa sapere la CGIL, il 60% dei lavoratori di certi settori sono immigrati, ma è difficile dare loro voce e difendere la sicurezza e i diritti. L'edilizia è un settore trainante, anche per questo, sostiene il sindacato, deve esserci una garanzia di legalità. Ed ancora cronaca, il suicidio di una 56enne di Verona nascondeva l'inferno in casa. Il compagno della donna è stato arrestato per maltrattamenti. Mi vuole distruggere, mi rende la vita impossibile, non ce la faccio più. Un biglietto lasciato poco prima di togliersi la vita, a 56 anni, dopo più di un lustro di botte, minacce e persecuzioni da parte del compagno. Troppo per lasciar correre, per non approfondire con una inchiesta. L'indagine che ha portato agli arresti domiciliari un uomo di 58 anni, accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte. Quel suicidio a Verona nell'aprile scorso nascondeva l'inferno e quel messaggio ha scoperchiato il terribile vaso di Pandora. Da almeno il 2019, secondo gli inquirenti, la donna viveva nel terrore.
L'uomo le avrebbe impedito di uscire con gli amici, l'avrebbe picchiata e minacciata di divulgare foto intime se lei lo avesse lasciato, arrivando poi a minacciare anche i suoi cari. La 56enne aveva tentato una prima volta il gesto estremo nel 2025, poi in aprile il secondo, quello fatale. Il compagno è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo che la richiesta della misura cautelare chiesta dalla procura è stata accolta, lasciando però in tutti l'amarezza di una storia terribile, la storia di una donna che ha dovuto morire per scappare dall'incubo. Ed ancora violenza alle donne, botte alla moglie, ancora una volta, ma questa volta a fermare tutto, la figlia di 15 anni scappata in cortile per chiedere aiuto. Arrestato un romeno di 52 anni, è accaduto a Padova. Sono le 9 di sera di mercoledì quando un vicino di casa sente le urla di una donna arrivare dal piano di sopra. Chiama la polizia, le volanti arrivano in pochi minuti e in cortile trovano una ragazzina di 15 anni sconvolta. È scappata di casa perché il padre, tornato ubriaco, ha appena aggredito sua madre. Si tratta del secondo episodio nel giro appunto di 2 giorni dove anche qui giunge una segnalazione alla sala operativa da parte di una ragazzina quindicenne che aveva appunto segnalato e detto una situazione grave, un codice rosso di aggressione nei confronti in danno della mamma da parte del padre. Gli agenti salgono, la donna ha il volto contuso, segni evidenti dei colpi ricevuti. L'uomo, un rumeno 52enne, viene portato in questura. Agli agenti la figlia racconta tutto, il diverbio, i 2 schiaffi al volto della madre, la paura, la fuga, e non è un episodio isolato. Dalle testimonianze raccolte emerge un clima fatto di litigi continui, gelosie, discussioni per soldi, pretese non soddisfatte, e ogni volta che l'uomo beve la violenza si ripete. La donna viene accompagnata al pronto soccorso dove sporge denuncia, racconta di essere maltrattata da circa 4 anni con aggressioni fino a 4 o 5 volte alla settimana, schiaffi, insulti, minacce, umiliazioni. Più volte aveva rinunciato a denunciare sperando che le cose cambiassero. I medici le diagnosticano contusioni al volto guaribili in 5 giorni. Gli agenti trovano anche foto di un'aggressione precedente di qualche settimana prima. Per il 52enne scatta l'arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia. Ora è a disposizione della Procura di Padova per il processo per direttissima. La moglie e la figlia intanto hanno trovato rifugio a casa di parenti. Anche in questa storia conferma da oltre 4 anni la vittima subiva però cercava sempre, diciamo, forse gli do un'altra chance, magari è l'ultima volta, però ecco il consiglio che diamo e che vediamo che comunque poi ai primi segnali della violenza, che la violenza molte volte inizia con una violenza più subdola di tipo psicologica, economica, ecco a questi primi segnali uscire subito allo scoperto e praticamente segnalare, denunciare. Ancora cronaca, incidente lungo la A4 tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest, coinvolti 2 auto articolati, ferito uno dei 2 conducenti. Sul posto i vigili del fuoco di Padova che hanno estratto il ferito affidandolo alle cure del 118. Per causa in corso di accertamento, uno dei 2 mezzi pesanti adibito al trasporto di veicoli aveva tamponato l'auto articolato che lo precedeva. Sul posto anche la polstrada per i rilievi e la gestione della viabilità. Incidente con un mezzo pesante coinvolto anche a Piove di Sacco lungo la statale 516, rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Il ribaltamento del veicolo ha provocato un consistente sversamento di liquidi sulla careggiata, rendendo necessario la chiusura della statale. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità locale per consentire le operazioni di bonifica. Secondo sabato d'agosto, quello di domani, ancora contrassegnato dal bollino nero sulle autostrade che portano verso le località del mare.
Sarà un altro weekend contrassegnato dal grande esodo d'agosto. Traffico da bollino nero domani sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con oltre 200.000 transiti previsti, prevalentemente in direzione delle località balneari di Veneto, Friuli Venezia Giulia e del confine di Stato, per coloro i quali sono diretti in Istria e Dalmazia. La concessionaria fa sapere in una nota di aver attivato una task force di oltre 300 operatori, rafforzando la presenza di personale ai caselli e attivando presidi sanitari. L'area più critica è la barriera di Trieste-Lisert, snodo per la Slovenia, la Croazia e il centro-est Europa, dove si attendono quasi 29.000 uscite. La chiusura della superstrada slovena H4 ha già incrementato il traffico del 14% nell'ultimo mese. In caso di lunghe code, i mezzi leggeri saranno deviati sulla A34 Villesse-Gorizia con l'ausilio della safety car della polizia stradale. Domenica è previsto traffico da bollino rosso con circa 169.000 veicoli in transito. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore domani dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Ed ora l'eclissi solare, i consigli del professor Piotto dell'Università di Padova per ammirarla al meglio. Sarà una settimana importante la prossima per gli astrofili e non solo, da segnare sul calendario in rosso mercoledì 12 perché ci saranno due eventi a cui potremo assistere: l'eclissi parziale di sole e l'apice del fenomeno delle stelle cadenti. Sull'Italia praticamente ovunque sarà visibile la fase di parzialità. Attenzione che è una fase di parzialità ma abbastanza importante, perché avremo che a seconda che siamo più verso Torino o più verso Venezia, avremo dal 92 al 91% di copertura del sole. Per di più, la prossima settimana l'eclisse avviene esattamente il giorno del massimo della pioggia di meteore che noi chiamiamo le meteore di San Lorenzo. In Italia la visibilità inizierà dell'eclisse, quando la luna comincia a coprire il sole, si comincerà a vedere dalle 19:30. Il massimo di copertura che vedremo dall'Italia, che poi è il massimo che si può vedere dall'Italia in generale, è verso le 20:30. Cosa significa? Il sole è molto basso. Per una visione migliore dell'eclissi bisognerà posizionarsi su un'altura spettacolare da vedere, ma bisogna andare in un luogo dove si ha verso ovest-nord-ovest, dove tramonterà il sole, completa visibilità. Niente case, niente che ci possa oscurare, è proprio il sole fino a che arriva al tramonto. Una raccomandazione importante è quella di proteggere gli occhi e non guardare il sole ad occhio nudo. Non guardare il sole a occhi nudi, neanche con gli occhiali da sole, perché anche quando il sole sarà coperto al 90%, sarà molto spettacolare vedere il sole coperto, ma la luce che si arriva anche in questo caso dal sole rischia di bruciare la nostra retina. Il prossimo anno, il 2 agosto, si ripeterà l'esperienza dell'eclissi e sarà ancora più speciale. 2027 abbiamo un'eclisse purtroppo ancora una volta visibile solo come eclisse parziale in Italia, ma molto vicino a noi sarà totale e sarà tra le più spettacolari del secolo. Perché? Perché l'eclisse al massimo di totalità durerà 6 minuti e 23 secondi. La parte di totalità andrà a coprire il sud della Spagna, non sarà molto lunga lì, l'Algeria, la Tunisia e poi l'Egitto. Addirittura il massimo è a Luxor, non dico altro. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, l'appuntamento con le previsioni del tempo al nostro meteo. Arrivederci.